Continua lo speciale elezioni di Pianura News TV. Il 15 e 16 maggio anche i montagnanesi andranno alle urne per eleggere il nuovo sindaco. I candidati Loredana Borghesan, Roberta Di Salvatore ed Alessandro Guccioni hanno risposto a 5 domande relative alle problematiche della città murata. Qual è il punto principale del programma, quello che volete assolutamente realizzare? Ma allora di punti ce ne sono tanti, però credo che quello dell'abitazione, del problema casa sia quello principale da risolvere. Quindi noi punteremo molto sulla conclusione del progetto del contratto di quartiere, che consentirà di avere 67 nuovi alloggi di edilizia popolare e quindi possiamo dare una risposta concreta a un problema che è quello della casa, che è molto importante. Con il PAT poi creeremo delle aree residenziali per far sì che si calmierino i prezzi che sono molto alti e andremo a rispondere alle esigenze dei cittadini che vorranno ristrutturare, ampliare la propria abitazione o creare l'abitazione del figlio nel proprio lotto. Ecco, credo che il problema casa in questo momento sia il principale obiettivo della nostra amministrazione. Una delle prime cose sicuramente sarà la tutela dell'ambiente, che poi vuol dire anche tutela oltre che del territorio, anche dei cittadini e delle attività produttive. Quindi sicuramente un'opera, una progettazione di bonifica, di monitoraggio, di bonifica dei canali consorziali, frassine e un intervento prettamente territoriale, tanto per ricominciare a ridare sicurezza al territorio e alla cittadinanza. Quello che è successo ovviamente ha colpito veramente nel profondo i cittadini del Montagnanese oltre che del territorio, per cui intanto cominciare da quello e successivamente una piantumazione molto presente sul territorio, perché forse manca tanto verde e anche quello incide tantissimo sull'equilibrio idrogeologico del territorio. Dunque due cose molto semplici in un certo senso rispetto alle grandi opere, ma molto importanti. Io partirei da un obiettivo da raggiungere, ovvero lo sviluppo del territorio sia sotto il profilo economico che sociale. Sotto il profilo economico, dove riusciamo a individuare sviluppo, riusciamo a trovare occupazione, pertanto riusciamo a risolvere problemi di carattere sociale, dove poi dopo per il sociale sicuramente anche interventi sotto il profilo sussidiario. Credo fortemente nel coordinamento di tutte le ricchezze che noi abbiamo, intese sotto il profilo di artigianato, di piccola industria, di cultura, di associazione di volontariato. Un coordinamento importante di tutto questo può far sì che in modo relativamente veloce, perché le problematiche sono sicuramente importanti, si possa sviluppare il nostro territorio. Sinergia pertanto fra tutte le associazioni di categoria economiche oltre che di volontariato, e il pubblico deve in questo mettere sicuramente a disposizione tutto quello che può dare per valorizzare il quanto e per gestire tavoli di concertazione e di lavoro. Credo che se noi partiamo da questo punto, tutto quanto il resto poi avviene di conseguenza.